Carissimi giovani, ci siamo. Il Sinodo dei Vescovi sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale sta per cominciare, sta muovendo i primi passi. E il primo passo da fare è proprio quello di leggere quella lettera che il Papa ha scritto a voi giovani. Una lettera che arriverà nelle vostre parrocchie, nelle vostre comunità, nelle vostre associazioni proprio a partire dal giorno delle Palme, la Domenica delle Palme, che da tradizione è anche la giornata mondiale dei giovani, da lunga tradizione. Ecco, da quel giorno in poi potrete trovare la lettera anche sul sito diocesano della Pastorale Giovanile, potrete scaricarlo direttamente da lì e potrete chiederlo magari al vostro don, al vostro parroco, e lui stesso ve la consegnerà nelle prossime settimane. Carissimi giovani, mi rivolgo a voi e desidero anzitutto esprimere la mia gioia e la mia anche positiva sorpresa per l'iniziativa di Papa Francesco, che dopo aver convocato ben 2 sinodi sulla famiglia, un tema che evidentemente gli sta particolarmente a cuore, ha pensato bene dedicare un sinodo straordinario dei vescovi sul tema dei giovani, la fede, l'accompagnamento vocazionale, quindi il cammino spirituale dei giovani. E questo mi pare un gesto di affetto nei confronti di ragazzi e giovani di tutto il mondo, perché il tema è rivolto a tutti i ragazzi e giovani del mondo, e anche un gesto di grande fiducia, ponendo a tema di un momento così importante come quello del Sinodo dei Vescovi la vita, le gioie, i desideri, le preoccupazioni dei giovani. Ecco, mi ha colpito particolarmente di questa lettera 3 frasi, 3 parole, 3 verbi che il Papa attinge dalla Sacra Scrittura. Un primo verbo è l'invito vattene, rivolto ad Abramo, e mi ha fatto venire in mente quel canto famoso, esci dalla tua terra e va. Il Papa anzitutto invita ad uscire, ad andare, a muoversi, e non posso non pensare a San Giovanni Paolo II, che all'inizio del nuovo millennio ha usato quell'espressione prendi il largo, anche quella è una frase evangelica, una frase della Sacra Scrittura, vattene, ma poi anche venite e vedrete, le parole che Gesù rivolge a 2 giovani, Andrea e Giovanni, invitandoli a sperimentare l'incontro con lui, a vedere dove dimora, dove ha la sua consistenza. E anche questo è un verbo molto significativo. Non basta uscire, non basta andare, c'è una meta, e quella meta per noi e per i giovani cristiani, ma penso per tutti i giovani che ci sono, è Gesù che dice venite a me, stabilite con me una relazione di fiducia, di amicizia, di amore, perché questo davvero darà luce e gioia alla vostra vita. E poi l'ultimo verbo che dice non abbiate paura. Non abbiate paura, il Signore è sempre con voi per proteggervi, perché andare, uscire, incontrare Gesù a volte può far paura, perché le richieste di Gesù sono sempre impegnative, e il Papa dice non abbiate paura. Il Signore non solo vi invita ad andare con Lui, ma vi sostiene, vi sorregge, vi protegge, vi accompagna sempre. Il mio augurio, cari giovani, è proprio che questa iniziativa del Papa, segno di affetto, segno di fiducia, possa essere accolta e portare frutti non solo per voi, ma per tutta la nostra Chiesa e per la Chiesa universale, ma anche per il mondo intero. La paralisi che nasce quando si confonde la felicità con un divano. Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. Un divano che ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri, che ci garantiscano ore di tranquillità per trasferirci nel mondo dei videogiochi e passare ore di fronte al computer. Un divano che ci faccia stare chiusi in casa,
senza affaticarci né preoccuparci. La divano felicità. Domando a voi, volete essere giovani addormentati, imbambolati, intontiti? Ciao a tutti, ho letto la lettera del Papa e dovresti leggerla anche tu, perché il Papa ci dice proprio delle parole che vorremmo sentire, delle parole che anche tu vorresti sentire, e soprattutto ci lancia una sfida. E quindi alzati dal divano, perché tocca proprio a te e non a qualcun altro a cogliere questa sfida, perché il cambiamento parte da noi giovani. Non possiamo sempre aspettare che sia qualcun altro a fare il primo passo, ma è ora di alzarci e costruirci un futuro da protagonisti, cercando sempre quella voce del Signore che ci invita e ci incoraggia. Io ho letto la lettera, leggila anche tu, perché è un invito che il Papa fa proprio a noi giovani, non agli adulti, non ad altre persone, ma a noi giovani. E poi alzati dal divano, perché già il Papa ce l'aveva detto, ce l'aveva chiesto alla GMG a Cracovia, e poi perché per esperienza personale, io che ero una giovane divano, quest'anno sono stata chiamata ad alzarmi e a cambiare vita, e nonostante le fatiche siano tante, sono di più le gioie delle fatiche. Ti invito ad alzarti dal divano, perché l'amore o è concreto e si fa scelta per la vita, oppure rischia di essere solo un'illusione. Anch'io ho letto la lettera del Papa che è indirizzata ai giovani e mi sono piaciute soprattutto quelle prime parole del versetto della Genesi in cui parla di uscire dalla nostra terra, vattene dalla tua terra. Credo che oggi i giovani siano chiamati a tracciare delle strade nuove e il Papa ci chiede di uscire dalle zone dove normalmente operiamo, dalle nostre sedi, dalle nostre stanze, dai nostri oratori, e andare in cerca di qualcosa di nuovo, portare il nostro entusiasmo, la nostra voglia di vivere, la nostra voglia di fare le cose bene. Fa riferimento anche a quella domanda che ha fatto la Giornata Mondiale dei Giovani a Cracovia: se vogliamo cambiare le cose, e in coro abbiamo risposto tutti di sì insieme. Ecco, io voglio essere parte di questo cambiamento insieme alla Chiesa, un cambiamento forte per tracciare nuovi orizzonti, e chiedo anche a te, ti faccio questa domanda: vuoi anche tu essere parte di questo cambiamento? Ciao, io ho letto la lettera del Papa e invito anche te a farlo, perché, oltre ad essere molto breve, è una lettera che aiuta a capire quali sono le ragioni che hanno portato il Papa a volere un sinodo che fosse incentrato proprio su noi giovani. E inoltre anche una lettera che può aiutarti a sentirti un po' meno solo in quello che è il tuo cammino personale. Ti invito inoltre ad alzarti dal tuo divano, perché il mondo è pieno di situazioni che possono essere migliorate, e solo tu, con i tuoi talenti, con le tue qualità, solo tu attraverso la tua personalità puoi lasciare questo mondo un po' migliore di come l'hai trovato, e non c'è nessuno al mondo che può fare le cose al posto tuo. Quindi alzati, esci e mettiti a servizio di chi ha più bisogno di te. Dunque, cari giovani, caro giovane, alzati dal divano, come ci invita a fare il Papa, perché solo alzandosi dal divano si può andare in cerca di colui che non ti rende la vita più comoda, ma sicuramente dona la vera gioia. E questo cercare colui che ti dona la vera gioia lo vogliamo fare insieme, attraverso anche il Sinodo. Sé que ustedes, los jóvenes, no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento, que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes.
para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo.